vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Ben ritrovati ancora una volta qui da Aosta per l'ultima partita della giornata, la semifinale Juniores fra Veneto e Calabria. Ora il pubblico delle grandissime occasioni qui ad Aosta per questo match, l'ultimo match della giornata. Non è... Mentre c'è un tiro scagliato che termina sul palo per la disperazione. Ora della Calabria con il servizio a largo su Fabio De Cario che si inventa un gran sventata in angolo. El Madi non ha lo spazio per calciare. De Cario ci pensa, sinistro, trova l'angolo più vicino e fa impazzire il pubblico calabrese. Piazzato, perfetto, lo aveva cercato questo gol e lo trova, lo merita. 8 minuti 46 secondi di gioco, anzi 9 minuti e 46 il vantaggio della Calabria. Il 12esimo minuto di gioco e la Calabria in vantaggio grazie al gran gol di Fabio De Cario. Pallone resta lì ancora col sinistro, grande risposta qui sulla prima nella prima frazione di gioco. Il pallone recuperato con il servizio in profondità 1-2, concretizzato da Boscaro e Vecchione riescono a rimettere in piedi la partita del Veneto. Boscaro arrinda i compagni e il pubblico. Ora il giocatore non riesce a farla passare ripartita. La grande azione di Fabio De Cario, posto da una porta all'altra. Boscaro e Giori. Giori può andare in profondità, il Giori insiste, molto chiusa la Calabria, il Giori trova il guizzo con la deviazione ottima di Errante. Poi... servizio verso il centro, c'è la chiusura, può ripartire bene la Calabria ma c'è un altro break su De Cario, il destro, due volte! Porta ancora Vecchione, già decisivo con la Sicilia, segna il gol del 2-1, anche efficace per essere un cross disponibile per i compagni. Si spegne sul fondo, Boscaro sul plus, passa Boscaro, una deviazione nel Madi, il pallone si stampa sulla traversa. Mette fuori Vecchione, l'urlo del pubblico è partito, Vecchione in contropiede, ancora Vecchione può cercare Grigolato con la punta, il pallone schizza su El Giori, la tiene lì Errante sulla spaccata. Secondo tempo bellissimo, ancora De Cario, rimane lì la sfera Monterosso, la fa schizzare per De Cario, poi El Madi, che grande parata, ancora El Madi si incarta, ricomincia Zecchinello, El Madi prova a girarsi, El Madi non riesce a farla passare, attenzione a Boscaro che prova ad andare via, Boscaro resiste alla carica, forse è fallo comunativo, sì, Boscaro verso il centro, un tocco dolcissimo di Zecchinello che forse porta il Veneto in finale, che giocata di Boscaro, un bacio al pallone di Zecchinello che poi si prende gli abbracci, deve rientrare sul destro, El Madi non riesce a calciare, calcia un avversario di forza, El Madi messa giù, calcio di rigore, giallo per può calciare in porta El Madi che spacca la porta, 13esimo gol al torneo delle regioni per Mustafa El Madi, mentre il pallone schizza e la Calabria trova il 3-3, destro del Madi ribattuto da Zalin, incredibile pareggio, incredibile di Fabio De Cario al 19esimo e si andrà ai tiri di rigore in questo momento. Che finale, da 3-1 a 3-3, fra qualche istante tiri di rigore, la rimonta della Calabria, una partita incredibile, stiamo chiudendo col botto, è una polveriera. Donin con il mancino, parte Donin, rete, Rafaele Arcuri, sta calciando anche gente che non è entrata in campo. Ciampong non ha giocato la gara, ha parato due rigori, Arcuri, Ciampong, è finita! Rafaele Arcuri, sta calciando anche gente che non è entrata in campo, Ciampong non ha giocato la gara, ha parato due rigori, Arcuri, Ciampong, è finita! Il Veneto, dopo una partita incredibile, un thriller, va in finale,
l'aveva vinta!